La barzelletta di Geppo. Siamo in una clinica. C'è una signora che ha appena partorito. Il marito arriva tutto bello de corsa per andare a vedere il bimbo, no? Spalanca la porta e con sua grande sorpresa trova la moglie sdraiata sul letto col bambino in braccio nero. È nero. Allora capirai, lui rimane un po' perplesso di sta cosa. Chiede spiegazione alla moglie e la moglie gli fa così: amore, comprendo la tua sorpresa, ma vedi, ho riflettuto molto e ho capito perché il bambino è nero. Sentiamo. E fa, dimmi perché. Tu sai che quando ero piccola mio papà lavorava in Mozambico e mia madre aveva trovato una bellissima balia nera. I geni del suo latte sono passati nel mio ed è per questo che il bambino è nero. E il marito un po' perplesso, ma una giusta spiegazione, no? Mo torna subito a casa e va dalla mamma, il marito, e gli racconta tutta la madre, che gli fa: com'è sto ragazzino? E lui quando gli dice che è nero, la madre storce un po' a bocca pure lei e gli spiega tutto quello che gli ha detto la moglie. Allora la madre gli fa così: ah, ho capito figlio mio, ho capito. Pensa che è successo lo stesso a me. Quando tu eri piccolo, t'ho dato sempre del latte di mucca. I suoi geni sono passati dentro di me e infatti oggi te sei incornuto. La sveglia dei gladiatori, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.